Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università di Udine, il 48esimo della sua storia. Entra il corteo accademico. Il professore decano Alberto Policriti, il prorettore Giorgio Alberti, i delegati Lorenza Adriul all'area medica, Agostino Dovier alla didattica, Enrico Salvati all'internazionalizzazione, Elena D'Orlando ai rapporti con il territorio e valorizzazione delle conoscenze, Francesco Pitassio alla ricerca, Andrea Garlatti alle risorse e pianificazione strategica. I docenti rappresentanti degli 8 dipartimenti dell'Ateneo: Dipartimento di Lingue, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società, Cristiano Crescentini, Ettore Gerbezza, Fabio Regattin. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura: Nicola Baldo, Paola Dagaro, Roberto Rinaldo, Francesco Trevisan. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali: Guido Fellet, Lucilla Iacumin, Luca Iseppi, Paolo Sivilotti. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche: Dimitri Breda, Manuela Farinosi, Anna Giordano Bruno, Carla Piazza. Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale: Maria Pia Comand, Silvia Contarini, Daniele Morandi Bonaccò, Laura Pani. Dipartimento di Medicina: Paola Cogo, Rossano Girometti, Carlo Ennio Michele Pucillo, Massimo Robioni. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche: Maria Chiarvesio, Silvia Iacuzzi, Giancarlo Lauto, Maurizio Polato. Dipartimento di Scienze Giuridiche: Claudia Candelmo, Rocco Lobianco, Raffaella Pasquili, Anna Zilli. I rappresentanti delle università ospiti: i rettori di Nova Gorica, Bostian Golob, di Trieste, Donata Vianelli, il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SIS di Trieste, Andrea Romanino, Ca' Foscari Venezia, Tiziana Lippiello, di Verona, Chiara Leardini, i prorettori dell'Università del Salento, Salvatore Rizzello, di Trento, Barbara Poggio, i delegati dai rettori: di Bergamo, Andrea Greco, di Bolzano, Guido Orzes, della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Alessandro Poggio, di Padova, Franco Bonollo, della LUIS Guido Carli di Roma, Emiliana De Blasio, UAV di Venezia, Giuseppe D'Acunto. Ritorniamo ai rappresentanti dell'Università di Udine: il direttore della Scuola Superiore di Topo Wasserman, Alessandro Peressotti, il delegato del Polo di Gemona del Friuli, Andrea Caffarelli, la delegata del Centro Polifunzionale di Gorizia, Renata Codilia, il delegato del Centro Polifunzionale di Pordenone, Francesco Raggiotto, la Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, Laura Zanin, il coordinatore del Nucleo di Valutazione, Mario Minoia, la coordinatrice del Presidio di Qualità, Cinzia Battistella, il titolare della cattedra UNESCO in Sicurezza Intersettoriale, i direttori degli 8 dipartimenti dell'Ateneo: Lingue, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società, il vice direttore vicario Andrea Guaran, Politecnico di Ingegneria e Architettura Alessandro Gasparetto, Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali Edi Piasentier, Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche il vice direttore vicario Marino Miculan, Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale Linda Borean, Medicina il vice direttore vicario Fabio Puglisi, Scienze Economiche e Statistiche Paolo Vidoni, Scienze Giuridiche Silvia Bolognini. Il delegato per l'educazione alla pace e alla non violenza Tommaso Piffer, il professore emerito di storia contemporanea Andrea Riccardi, già ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e fondatore della comunità di Sant'Egidio, che terrà la Lectio Magistralis. Il magnifico rettore Angelo Montanari.
Bene, la cerimonia ora è inizio con i saluti istituzionali. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Prego. Buongiorno, bentrovate, bentrovati. Vi porto i saluti più sentiti della Giunta, del Consiglio Comunale, dell'intera città e consentibili dell'intero Friuli. Vi porto anche i saluti in qualità di delegato ANCI Università di Ricerca e anche del nostro Presidente Manfredi, perché come sapete teniamo molti rapporti tra città e università e quindi vi porto anche questi saluti. Quest'anno faremo i 50 anni del terremoto e tra 2 anni faremo i 50 anni dell'università. Io ho avuto l'onore e l'onere di fare i 40 anni e quindi auguro al nostro rettore neoinsediato appunto di avere l'opportunità di fare i 50 anni dell'università. L'altra volta abbiamo avuto Mattarella, ma siccome abbiamo di nuovo Mattarella magari auguriamoci di averlo anche qua con noi per i 50 anni. Ecco, possiamo dire che l'Università di Udine probabilmente è la cosa più importante che il terremoto alla fine ha portato in questo grande cambiamento che c'è stato nel Friuli. E lo dico varie volte, lo ripeto, l'università ha sempre organizzato le più grandi evasioni di massa, no, nella storia. Da cosa? Dalle gabbie dell'ignoranza. Quindi l'università sostanzialmente produce conoscenza, la conoscenza è valore in potenza e il valore è conoscenza in atto. La conoscenza inoltre nutre l'innovazione perché la conoscenza aiuta a uscire dagli schemi. Noi sappiamo che l'innovazione è una disobbedienza da buon fine, bisogna uscire dagli schemi per creare innovazione. C'è un adagio che dice articolo 5 chi i soldi ha vinto, io potrei aggiungere articolo 6 chi non ha la conoscenza ha perso. Ecco, c'è una frase dell'allora vescovo di Bologna, Giacomo Lercalo, che nel 1 gennaio del 68 disse: la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male da qualunque parte provenga. La sua via non è la neutralità, ma la profezia. Allora, in maniera analoga, potremmo dire che l'università non può essere neutrale di fronte all'ignoranza. La sua via non è la neutralità, ma la ricerca della verità. Noi oggi abbiamo una guerra in Europa e abbiamo adesso anche la contesa sulla Groenlandia. Voglio ricordarvi che i clerici vagantes, che erano gli studenti universitari all'epoca, avevano una specie di passaporto, andavano in giro per tutta Europa a studiare dove volevano e quindi l'università è stata da sempre un luogo che ha attivato i rapporti tra i paesi europei. L'Erasmus ha fatto da solo più l'Europa che tanti trattati intereuropei, quindi voglio dire che l'università europea, secondo me, rimane un grande obiettivo, oltre che quello della difesa europea. In questi giorni si è sentito parlare di rappresentanti del governo nelle città università. Voglio ricordarvi, io vengo da Padova, vi ricordo il motto di Padova: Universia, Universis, Patavina Libertas. La libertà dell'università. Vi ricordo che Padova, quando fu sconfitta da Venezia, l'unica cosa che negoziò fu l'autonomia dell'Università di Padova dal governo di Venezia. Mi avvio alle conclusioni. Se venite nello studio del sindaco a Udine c'è il conferimento della medaglia d'oro alla Resistenza del 49 da parte di De Gasperi. Ecco, quindi Udine è sempre stata in prima fila per i diritti universali di libertà e uguaglianza. Noi sappiamo che abbiamo anche i diritti sociali, istruzione e salute, abbiamo anche un terzo livello di diritti che sono quelli civili, ma abbiamo anche un quarto livello di diritti che sono quelli comunitari, tra cui cito il diritto alla ricerca della felicità, che nel 1776 gli americani vollero inserire nella loro dichiarazione di indipendenza. Ma voglio ricordarvi che quell'idea di felicità in realtà è cosa nostra, italiana, perché Muratori nel 1749 fece un trattato sulla de pubblica felicità e quindi, e chiudo, l'auspicio è che Udine non solo sia una città universitaria, ma Udine sia una città felice. Buon lavoro a tutti quanti, grazie.
Grazie. Ora il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Prego, prego Presidente. Grazie e in bocca al lupo per questa prima inaugurazione di anno accademico, magnifico Rettore, e ovviamente a tutto il corpo docente, a tutto il corpo amministrativo, a tutti coloro che collaborano per garantire istruzione, formazione e ricerca al nostro territorio. Come Regione Friuli-Venezia Giulia in questi anni, sono qui con me diversi assessori, consiglieri regionali, l'assessore Rosolenca, la delega sull'università, abbiamo voluto investire in particolar modo sul diritto allo studio. Io voglio ricordarlo perché diamo per scontato tante cose, ma siamo l'unica regione che garantisce il 100% del diritto allo studio in tutta Italia. E questo lo riteniamo uno di quei diritti fondamentali, non per aiutare uno o l'altro studente, che è ovvio, ma per garantire continuità e crescita di un territorio, di una regione e di una comunità. E ci teniamo particolarmente come amministrazione regionale perché l'università non è solo quello che ho citato. L'università non è soltanto la formazione rispetto alle materie che si vanno a seguire, per cui si vuole costruire la propria vita professionale. L'università prima di tutto è libertà. La capacità e la conoscenza, è stata citata dal sindaco De Toni, è prima di tutto libertà e capacità critica. E in un momento come questo, in un momento in cui oggi a livello internazionale pensiamo quello che sta avvenendo in Iran, dove migliaia di ragazzi vengono ammazzati perché semplicemente vogliono esprimere quella libertà e quella capacità critica che noi tante volte diamo per scontato, ma che in alcune parti del mondo scontato non è. Ed è questo che crea l'università, e su questo è protagonista l'università. E su questo sono protagonisti i nostri ragazzi e le nostre ragazze che si devono formare proprio per valorizzare e preservare questa libertà che per quanto ci riguarda, e per quanto riguarda ovviamente tutti noi, è fondamentale. E non diamo mai per scontato però quello che abbiamo acquisito. E per questo l'università svolge un ruolo fondamentale, per questo la Regione vuole essere a fianco delle nostre università, favorendone la crescita e favorendone quel diritto alla critica. L'università è politica. L'università non sono i partiti, sia ben chiaro, ma l'università è politica. E anche la capacità di sapere analizzare in modo, soprattutto la comunicazione che oggi arriva. Pensate alla quantità di comunicazione che arriva oggi ai nostri cittadini. Tante volte una comunicazione non mediata è trasmessa attraverso i social, dove l'approfondimento non esiste e dove la capacità di analisi si svilisce. Io vedevo una ricerca, abbiamo chi purtroppo segue, con troppa attenzione i social, capacità di attenzione 20 secondi. Voi capite che con questa situazione vuol dire che quell'approfondimento viene totalmente perso. E per questo la formazione svolge quel ruolo che non crea soltanto ingegneri, non crea soltanto medici, non crea soltanto filosofi, non soltanto letterati, ma prima di tutto crea cittadini. E per questo vi voglio ringraziare, soprattutto in un anno particolare, perché ricordiamo che quest'anno sono i 50 anni dal terremoto e quindi è un anno particolare per l'Università di Udine, però proprio in quest'anno noi vogliamo nuovamente sottolineare quando le istituzioni devono essere compatte, perché non ne va di uno o dell'altra forza politica, come dicevo prima, ma ne va del futuro della nostra regione, dei nostri cittadini, del Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie per quello che potremo fare insieme, per quello che potremo costruire. Io mi scuso, magnifico Rettore, se fra qualche minuto devo andare per altri impegni, ma ci tenevo a essere qui oggi, non soltanto ovviamente per omaggiarla, essendo il suo primo anno accademico, ma anche per sottolineare quanto l'università siano al centro della politica di Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie e buon anno accademico a tutti. Grazie. Ora il Rettore Angelo Montanari che terrà la relazione. Buongiorno a tutte e a tutti. Vi accolgo con estremo piacere nel nostro Ateneo in questa giornata per noi così importante ed evocativa. Lo faccio con grande emozione perché, come sapete, è per me una prima volta. Good morning to all of you. I welcome you with great pleasure to our university on this day that is so important and evocative for us. I do so with great emotion because, as you know, it is a first time for me.
Guten Tag an alle. Ich begrüße Sie mit großer Freude an unserer Universität an diesem für uns so wichtigen und bedeutungsvollen Tag. Ich tue dies mit großer Rührung, denn wie Sie wissen, ist es für mich das erste Mal. Dobar dan vsem. Z velikim veseljem vas pozdravljam na naši univerzi na ta za nas tako pomemben in zgovoren dan. To počnem z velikim vznemirjenjem, saj je, kot veste, zame to prvič. Usando una frase familiare per il nostro Ateneo potremmo dire hic sunt futura. Chi di voi ha visto il film di Woody Allen, Misterioso omicidio a Manhattan, può misurare la differenza tra le tecniche per costruire una telefonata contraffatta, per mascherare il colpevole che c'erano in quel film, e quello che avete appena visto. Volevamo fare il saluto in italiano, il saluto in inglese, il saluto nelle diverse lingue di questa regione. La prima sono io, è originale, le altre sono state generate con l'AI e con una decina di minuti di addestramento. Avrei anche la relazione in tedesco, ma ve la risparmio. Non ci sono abbastanza dati per il friulano, per cui dovrete accontentarvi del sottoscritto. Credo sia la parte più difficile di questo intervento. Bon dia a tutis e a tutti, con gran placer us do al bon accet dal nostro Ateneo in queste giornate così importanti e evocative per tutti noi altri. Lo faccio con c'è tanta emozione per via che, come che lo sapete, è per me la prima volta. So che ci sono tante varianti, quindi accettate anche la mia variante di friulano. La relazione che vado a fare la leggo un po' per i tempi, che cerco di ottimizzare, e anche per l'emozione. Non sono abituato, di solito leggo, ho degli appunti e parlo a braccio. Ogni parola è stata pensata e ci tengo a dire gli aiuti che ho avuto sono tutti umani. Se ci sono allucinazioni sono tutte mie o nostre, quindi non sono quelle delle AI. Allora, voglio innanzitutto ringraziare il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il presidente della giunta regionale, Massimiliano Fedriga, per la loro presenza e i loro saluti che ho molto apprezzato. Ringrazio tutte le autorità presenti, il prefetto di Udine, Domenico Lione, i parlamentari, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, gli assessori e i consiglieri regionali, il vescovo di Udine Riccardo Lamba, i comandanti dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Guardia di Finanza, i questori di Udine, Pordenone e Gorizia, i sindaci e gli assessori dei molti comuni oggi rappresentati e tutte le altre autorità civili, religiose e militari presenti, i rettori e i delegati degli Atenei italiani e stranieri che sono presenti e, permettetemi, sono molto felice della partecipazione di tutti e 8 gli altri Atenei del Triveneto. I molti rappresentanti di centri, enti e associazioni, gli studenti e le studentesse, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, i collaboratori e gli esperti linguistici dell'Ateneo. Sono all'inizio di un sessennio, presenterò un programma di lavoro, non un bilancio di quanto è stato fatto nell'ultimo anno accademico. Per un'articolata descrizione delle attività svolte, bilancio di genere, sostenibilità, attività del Comitato Unico di Garanzia, edilizia e molto altro, vi rimando come d'abitudine al rendiconto sociale che è disponibile all'uscita e in formato digitale sul sito di Ateneo. Io riprenderò soltanto alcune di queste attività nel mio intervento. Non è quasi mai una scelta opportuna azzerare quanto è stato fatto in precedenza, di sicuro non è quanto intendo fare io. Credo anzi giusto riconoscere il lavoro fatto nel sessennio precedente dal magnifico rettore, dal direttore generale e da tutta la comunità accademica. Si tratta di garantire continuità nella differenza, di compiere delle nuove scelte strategiche nella condivisione dei valori di fondo. In questo senso il nuovo piano strategico darà concreta attuazione agli obiettivi delineati nelle linee programmatiche del mio mandato rettorale, con particolare riferimento alla didattica integrata, alla progettualità della ricerca, all'internazionalizzazione e ai rapporti col territorio. L'orizzonte temporale complessivo
è quello di 6 anni, sono i prossimi 6 anni. Si è tuttavia scelto di articolare il percorso in 2 piani strategici triennali affinché il secondo possa tener conto sia del livello di raggiungimento degli obiettivi del primo, sia dei prevedibili cambiamenti del contesto regionale, nazionale e internazionale. L'orientamento verso i progetti interdisciplinari che ha caratterizzato il precedente piano strategico rimane e si concretizzerà in iniziative specifiche che vedranno l'impegno congiunto di più dipartimenti. Il piano strategico è uno ed è un piano di ateneo. Non consiste nella semplice giustapposizione di tanti piani strategici dipartimentali, ma in un quadro unitario di indirizzo e di azione. Tutti i dipartimenti e le strutture dell'ateneo concorrono alla sua definizione e attuazione. Inoltre il piano non può prescindere dal contesto in cui l'ateneo si colloca. Verranno tenute in debita considerazione le peculiarità del complesso contesto globale in cui ci troviamo ad operare, in relazione al quale le università non possono abdicare al ruolo di principali attori dei processi di creazione e diffusione della conoscenza, come è stato ricordato anche in precedenza. Il sistema universitario deve essere un referente istituzionale determinante le politiche di sviluppo e innovazione nella cosiddetta società della conoscenza, che travalica i confini nazionali. In tale prospettiva risulta cruciale per l'Università di Udine il consolidamento e la creazione di nuove alleanze, non solo e non tanto nell'ottica della riduzione dei costi e della razionalizzazione delle risorse, quanto al fine di valorizzare la particolare e la peculiare coinè culturale e la fortunata posizione geografica, favorendo linee di ricerca e percorsi formativi interateneo, regionali, interregionali, transfrontalieri, internazionali. Ci sono alcuni elementi di contesto che dobbiamo tenere presenti, alcuni legati alla natura stessa dell'istituzione universitaria e alla storia del nostro ateneo, altri di natura contingente. Prima però voglio sottolineare come il bilancio di previsione 2026 appena approvato dagli organi sia in pareggio. Credo che la sostenibilità economica e finanziaria sia un obiettivo da perseguire, non scontato, e rappresenta una garanzia per l'autonomia stessa dell'ateneo. Nonostante i vincoli finanziari e gli scenari prevedibili per gli anni a venire, contiamo di destinare una cifra aggiuntiva significativa al finanziamento delle iniziative del piano strategico, anche se ovviamente tutte le attività e le risorse dell'ateneo sono orientate al raggiungimento di tale piano. Il primo elemento di contesto è il rapporto tra natura universale e radicamento territoriale del nostro ateneo. Entrambe le dimensioni sono fondamentali e irrinunciabili e tra di esse va mantenuto il giusto equilibrio. Siamo un ateneo in cui coesistono ricerche avanzate di natura speculativa, che spaziano dalla teoria dei numeri alla papirologia, e ricerche applicate e sperimentali, spesso svolte in collaborazione con altri atenei e centri di ricerca italiani ed esteri, su temi che contraddistinguono il nostro territorio, dalla meccanica alle tecnologie alimentari. Ed è giusto così. L'Università di Udine è oggi, se così posso esprimermi, un brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la qualità dell'offerta didattica e della ricerca, oltre che per il buon funzionamento tecnico-amministrativo. Al tempo stesso, il rapporto costitutivo col territorio di riferimento, il Friuli, rimane una linfa vitale indispensabile. Non è possibile pensare il nostro ateneo senza tale relazione. Il secondo fattore è quello anagrafico. Viste le uscite attese nei prossimi 10 anni, per mantenere l'attuale livello di offerta didattica e di ricerca dobbiamo puntare sui giovani con un profilo e un'esperienza internazionali, con un'attenzione particolare, aggiungo, all'obiettivo del bilanciamento di genere. Nei prossimi 5 anni andranno in quiescenza 82 docenti e ricercatori, nei successivi 5 anni altri 164, in totale quasi il 36% del personale. Non molto diversa è la situazione del personale tecnico-amministrativo che già soffre di uno squilibrio in rapporto al numero di docenti e ricercatori. Se nei prossimi 5 anni andranno in quiescenza solo 7 persone, nei successivi 5 saranno 123, in totale più del 25% del personale. È bene essere consapevoli di questi numeri e agire di conseguenza, e serve un piano nazionale per sostenere il ricambio generazionale, perché gli atenei da soli non ce la possono fare. Un fattore unico che ha caratterizzato questi anni è stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Nato sulla spinta di un'esperienza tragica come il Covid, del quale solo ora cominciamo a misurare sul campo gli effetti a medio e lungo termine, penso a certe fragilità relazionali dei nostri studenti e delle nostre studentesse, esso ha rappresentato anche per il mondo universitario una grande occasione.
Il nostro Ateneo ha partecipato a diversi progetti che hanno coinvolto 69 ricercatori e reclutato 50 tra ricercatori a tempo determinato, assegnisti e dottorandi. Grazie all'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ringrazio per questa attenzione, ricercatori e assegnisti sono stati prorogati e rinnovati per il prossimo biennio. In particolare, l'Ateneo partecipa all'Ecosistema per l'innovazione del Nord-Est, INEST, che raggruppa le 9 università del Triveneto, più CNR e OGS. L'università ha coordinato il consiglio scientifico di questo progetto, è stata leader dello SPOC sulla manifattura avanzata e responsabile dell'attività trasversale sui Lab Village. Inoltre l'Ateneo è membro di 2 centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera, il National Biodiversity Futures Center, che ha il compito di conservare, ripristinare, monitorare e valorizzare la biodiversità italiana mediterranea, e il Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura, che si occupa di tecnologie innovative e sostenibili nel settore agricolo per migliorare le produzioni. L'Ateneo, infine, è anche coinvolto con singoli ricercatori in 2 partenariati, uno sui sistemi di intelligenza artificiale e uno sulla sicurezza informatica e i diritti digitali. Un approfondimento a sé merita la rete degli Atenei del Triveneto creata da INEST. Per avere un ruolo nel contesto nazionale e internazionale, dove sono presenti soggetti universitari molto solidi e di peso, penso agli Atenei di Lombardia ed Emilia-Romagna, ed emergono nuovi attori di enorme rilievo, Cina e India, ma non solo, è indispensabile collaborare. In un simile scenario sarebbe un errore imperdonabile disperdere l'eredità di INEST, che ha mostrato come sia possibile lavorare assieme rispettando dignità e peculiarità di ciascuno. Se immaginiamo di affiancare i profili didattici, di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze dei 9 Atenei del Triveneto, il quadro che emerge è di fortissimo impatto. E per rendere questo esercizio effettivo abbiamo identificato degli obiettivi molto concreti e dal costo limitato che come Ateneo siamo fortemente interessati ad approfondire con gli altri rettori e rettrici del Triveneto. Sul fronte della didattica pensiamo alla creazione di un campus didattico diffuso che raccordi i percorsi di laurea e laurea magistrale dei 9 Atenei e sviluppi nuovi percorsi trasversali e di formazione permanente attenti alle esigenze del territorio, valorizzando, in linea con l'idea dell'Erasmus italiano, la mobilità studentesca per tesi e tirocini all'interno del campus. Mi permetto di aggiungere, un simile campus rappresenta un'alternativa concreta ed efficace alle università telematiche, che sono e sempre più saranno nostre serie competitrici. Sul fronte dei rapporti con il territorio, la costruzione della rete dei Lab Village dei 9 Atenei, nel quali Lab Village coesistono e interagiscono attraverso una piattaforma digitale dedicata laboratori misti università-impresa, è un'altra grandissima opportunità. Sul versante più generale della ricerca, la rete può essere uno strumento per ampliare la collaborazione fra gli Atenei e i centri di ricerca del Triveneto. Un'opportunità strategica per sviluppare linee di ricerca comune, incrociando competenze e necessità del territorio e progetti di ricerca condivisi. Infine, la rete può essere lo strumento per una interazione coordinata con i decisori politici sulle scelte strategiche che riguardano gli indirizzi generali e i finanziamenti alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di tutti i soggetti. Non meno importante è la collaborazione fra gli Atenei della nostra regione per identificare assieme le linee di ricerca strategiche, garantendo così un uso sempre più produttivo dei fondi regionali per la ricerca. Voglio ricordare i progetti finanziati dalla Regione sui temi dell'idrogeno e della computazione e comunicazione quantistica e l'iniziativa Agorai, che coinvolge i 3 Atenei della Regione e numerosi altri partner, finalizzata alla ricerca di base applicata nelle aree della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale. Le missioni dell'Ateneo sono 3, ma la didattica compare sempre per prima, perché la formazione delle nuove generazioni, in futuro direi di tutte le generazioni, è la ragion d'essere dell'università. Credo sia giusto ribadire qui ancora una volta la centralità delle studentesse e degli studenti del nostro Ateneo. Il numero degli immatricolati dell'anno accademico 25-26 registra un lieve incremento rispetto all'anno precedente, passando da 4.625 a 4.642 studenti, inclusi quelli del corso di laurea in medicina e chirurgia, con un più 3% delle lauree magistrali, un risultato tutt'altro che scontato in un contesto di progressiva contrazione della popolazione studentesca potenziale. La conferma dell'ottimo piazzamento nella classifica del Censis degli Atenei di medie dimensioni può avere sicuramente aiutato in questo.
Tali numeri possono ulteriormente crescere dato che non tengono conto dei 273 studenti e studentesse del semestre filtro che non sono stati ammessi a medicina e chirurgia e al momento non sono immatricolati in altri corsi di laurea. Noi abbiamo aperto per questo una apposita finestra temporale. Questo quadro rende ancora più evidente la sfida dell'orientamento in ingresso e in itinere, che è una delle priorità strategiche dell'Ateneo. È fondamentale adottare un approccio personalizzato e multicanale, fornendo informazioni chiare sull'offerta formativa e sulle opportunità professionali e percorsi di carriera, anche alla luce degli ottimi risultati conseguiti nel job placement. A un anno dal conseguimento del titolo, i nostri laureati presentano un tasso di occupazione del 84,5 a fronte di un 78,6 nazionale, tasso che sale all'86,7 per i laureati magistrali. Inoltre occorre stabilire un rapporto più articolato e continuativo con i docenti delle scuole superiori, che hanno un ruolo spesso decisivo nella scelta del percorso universitario. Un tema collegato è quello del dialogo con gli ITS, di cui stiamo discutendo nella conferenza dei rettori delle università italiane. È un rapporto che vogliamo coltivare nella chiarezza della complementarità della natura e degli obiettivi dei due soggetti. Negli anni a venire il rinnovamento della didattica in atto indurrà dei profondi cambiamenti. Siamo tutti convinti del ruolo essenziale della didattica in presenza, ma non possiamo ignorare la didattica online, eredità del periodo Covid, immaginando che essa non abbia avuto un impatto irreversibile sul sistema universitario. Occorre pensare forme e modalità di organizzazione della didattica in presenza che valorizzino l'interazione personale diretta tra docenti e studenti. Tale ripensamento va realizzato in modo condiviso, prevedendo nuove e continue iniziative di formazione del corpo docente, specie di quello più giovane. Riteniamo ragionevole l'adozione di modelli integrati che combinino la didattica tradizionale con l'innovazione digitale. La didattica digitale deve essere vista come un complemento alla didattica in presenza e non come un sostituto. Penso ad esempio alla possibilità di registrare un insieme di lezioni di base e di renderle disponibili online, riservando le lezioni in aula ad argomenti più avanzati e complessi e ad una interazione più forte tra docenti e studenti. L'Ateneo è coinvolto nel progetto nazionale EduNext, finanziato dal PNRR, che ha l'obiettivo di innovare l'approccio alla formazione universitaria e post-universitaria mediante strumenti digitali. Per l'Ateneo è stata l'occasione per una prima sperimentazione sul campo. Abbiamo riorganizzato, con l'impiego di tecnologie e metodi di didattica innovativa, 2 corsi di laurea magistrale: gestione del turismo culturale e degli eventi e scienza ed economia del cibo. Il progetto adotta una didattica blended che integra attività online asincrone, momenti sincroni e periodi intensivi in presenza. Per implementare tali corsi l'Ateneo si è dotato di 2 laboratori di produzione audiovisiva attrezzati per la didattica integrata e la divulgazione scientifica. La dotazione tecnologica è quella tipica di uno studio di produzione televisiva. Per supportare la didattica integrata del futuro, a questi 2 studi dovremo affiancarne degli altri e consolidare il gruppo di lavoro. La Scuola Superiore Universitaria di Topo Wasserman, la SUPE come la chiamiamo, è stata finanziata con 1.285.000 euro dal MUR nell'ambito del PNRR per potenziare le attività di formazione di eccellenza, orientamento e di transizione scuola-università. Le risorse rientrano nel progetto nazionale Educating Future Citizens, che intende valorizzare il talento e il merito degli studenti e coinvolge 8 scuole superiori universitarie. La SUPE conta oggi 90 allievi. Dalla sua nascita nel 2004 ne ha diplomati 185 che ora rivestono importanti ruoli in realtà private e pubbliche in ogni parte del mondo. Rimando al rendiconto sociale per i dettagli. Qui voglio sottolineare come la SUPE non sia una realtà per pochi, ma un valore per tutti. La SUPE attrae talenti da tutta Italia e inoltre i corsi e i seminari che organizza ogni anno sono aperti a tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo, i seminari anche a tutta la cittadinanza. Uno degli obiettivi per il prossimo futuro è il coinvolgimento attivo nella SUPE delle discipline poco rappresentate o assenti. Infine, la formazione continua è una missione strategica che risponde in modo tempestivo e qualificato ai cambiamenti del mondo del lavoro e della società. Essa comprende, ma non si esaurisce nei master, ambito nel quale i risultati raggiunti dall'Ateneo sono eccellenti sul piano qualitativo e della attrattività. Il 71,6% degli iscritti ai master di UniUd sono lavoratori e il 52,5% proviene da fuori regione. Altre modalità di aggiornamento delle competenze sono le scuole di specializzazione, penso a quella in beni storico-artistici di cui celebreremo il 30ennale oggi pomeriggio,
i corsi di perfezionamento, i minor, i programmi di aggiornamento professionale, i seminari tematici e le attività di formazione a breve rivolte a professionisti e imprese. Voglio citare a questo proposito la scuola laboratoriale di alta formazione in resilienza per lo sviluppo sostenibile, che ha preso il via quest'anno a Gemona nel 50° anniversario del terremoto e mira a formare professionisti, amministratori e operatori in grado di progettare e attuare strategie di sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze. La ricerca. La ricerca è uno dei tratti distintivi delle università in quanto promuove il progresso del Paese e in particolare del territorio di riferimento e contribuisce al prestigio e all'attrattività di un ateneo in termini di visibilità, posizionamento e reclutamento. Il supporto economico alla ricerca è un obiettivo irrinunciabile. Le decisioni ministeriali di definire un piano triennale della ricerca che destini finanziamenti alla ricerca di base applicata, di istituire un fondo per la programmazione della ricerca dove dal 2026 quest'anno confluiranno le varie risorse esistenti ed incrementare da quest'anno tale fondo di 150 milioni di euro annui da destinare a progetti di rilevante interesse nazionale vanno nella giusta direzione. Ritengo che la creazione di uno sportello della ricerca sul modello della National Science Foundation statunitense, al quale rivolgersi senza vincoli temporali per richiedere sostegno a progetti di ricerca di qualità, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti. Dal punto di vista dei numeri, nel 2025 l'Ateneo ha acquisito ulteriori 56 finanziamenti per complessivi 11 milioni di euro. Fra questi voglio evidenziare il progetto finanziato sul Fondo Italiano per la Scienza per lo studio del genoma, del valore di 2 milioni di euro, 2 progetti Marie Curie e 4 progetti Horizon Europe. Per favorire l'attrazione di giovani talenti abbiamo confermato anche per il 26 la chiamata diretta dei vincitori di finanziamenti su programmi di eccellenza europei e nazionali. Tale politica sta già dando risultati significativi. È imminente il reclutamento di un vincitore di un recente bando del Fondo Italiano per la Scienza per l'avvio nella primavera di quest'anno di un progetto in area medica del valore di circa 1,3 milioni di euro che integra biologia sintetica e ingegneria genetica su scala cromosomica. In generale, il numero delle proposte progettuali può essere incrementato, come evidenzia un confronto con atenei dalle caratteristiche simili. A tal fine stiamo elaborando delle strategie di sostegno alla preparazione di proposte progettuali. Va ripensato il ruolo delle strutture di ateneo e dipartimentali di supporto alla ricerca per facilitare il matching fra le specializzazioni dei gruppi di ricerca e i diversi bandi. Un ruolo essenziale sarà svolto dalla formazione continua del personale amministrativo e dalla formazione diretta dei ricercatori. Per stimolare la partecipazione ai bandi sono utili forme di incentivazione. Intendiamo mantenere l'assegnazione di fondi alle proposte sottomesse a bandi competitivi che pur non finanziate siano state valutate in modo molto positivo. Inoltre, mediante specifici bandi interni, con valutazione esterna, daremo risorse ai giovani ricercatori per la preparazione e l'implementazione di progetti che propongono temi di ricerca innovativi. Un altro versante operativo è l'attrazione di ricercatori di talento, offrendo loro un supporto iniziale per l'avvio di attività di ricerca. Le caratteristiche di questi candidati devono essere vagliate con attenzione, prendendo in considerazione il profilo scientifico e la volontà di mettere radici in ateneo, al fine di contribuire alla sua crescita. Per quanto riguarda la formazione della ricerca, che sola può garantire la competitività dell'ateneo su scala globale, una componente essenziale sono i dottorati offerti dal nostro ateneo in modo autonomo o in convenzione con altri atenei, quelli tematici nazionali in cui siamo coinvolti e le reti europee di dottorati di ricerca. Negli anni l'offerta di dottorati è cresciuta in qualità e quantità. Il dottorato non è più solo un passaggio obbligato per la carriera accademica, ma è anche un tassello fondamentale per formare professionisti qualificati destinati a ruoli di leadership in ambito industriale degli enti pubblici e privati. Dobbiamo continuare a operare per rendere la remunerazione ai dottorandi più adeguata e incentivare la loro mobilità internazionale. In questi mesi alcuni dottorati congiunti tra il nostro Ateneo e l'Ateneo Triestino hanno deciso di separarsi e di proseguire in modo indipendente. Prendo atto del desiderio di intraprendere percorsi differenti, con l'auspicio che tale discontinuità possa essere l'occasione per definire nuovi progetti solidi e innovativi a beneficio degli atenei e del territorio, pur continuando a perseguire l'obiettivo di una forte e virtuosa collaborazione su questo come su altri versanti. L'innovazione nel mondo della ricerca include il rafforzamento delle collaborazioni col mondo industriale, le Confindustrie e gli enti territoriali. In particolare i dottorati industriali, che offrono borse di studio finanziate dalle aziende per la ricerca applicate, consolidano i legami tra università e settore privato. Oltre che una forma privilegiata di trasferimento tecnologico, essi sono un volano per attrarre aziende nel territorio, creando un circolo virtuoso
che rafforza l'ecosistema dell'innovazione, che ha nei laboratori dipartimentali e nella rete dei Lab Village dei fattori essenziali. Altrettanta importanza ha il sostegno alla formazione dottorale nelle discipline umanistiche e sociali attraverso fondi regionali e accordi con realtà del territorio. L'internazionalizzazione è trasversale a ricerca didattica e nel caso di quest'ultima include l'immatricolazione di studenti internazionali, i progetti di cooperazione internazionale, i doppi titoli, la mobilità studentesca e altro ancora. Dobbiamo rendere l'Ateneo sempre più attrattivo per gli studenti internazionali. Il numero di tali studenti che si sono immatricolati in quest'anno accademico è pari a 250 ed è in costante aumento. La promozione dell'Ateneo in altri paesi però non può essere fatta in modo generico, rivolgendosi a tutte le aree geografiche e utilizzando qualsiasi strumento. Essa deve rivolgersi a realtà specifiche. Abbiamo individuato quali target alcuni paesi del Sud America, del Centro America, dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente. Nel caso del Sud America sono in corso da tempo delle interazioni con gli uffici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per identificare interlocutori nel mondo della scuola e della formazione, in Argentina e in altri paesi dell'America Latina. A fine mese è in programma un viaggio in Argentina assieme a esponenti della politica, dell'associazionismo e dell'industria locale. Per quanto riguarda l'Africa voglio citare 2 iniziative. La prima è il progetto internazionale UNITAfrica, che intende realizzare una piattaforma per l'insegnamento innovativo e promuovere la mobilità di docenti e studenti. L'iniziativa di durata biennale coinvolge 21 atenei italiani. Il nostro Ateneo collabora soprattutto con partner storici quali Camerun e Etiopia. La seconda è il progetto Bridge, finanziato dal MUR con i fondi del Piano Mattei, coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, che coinvolge accanto al nostro Ateneo le università di Torino, Addis Abeba e Jimma in Etiopia e l'Università du Québec in Canada. Il progetto vuole promuovere la ricerca e la formazione di eccellenza in Etiopia mediante l'uso di strumenti digitali. Va potenziata anche la mobilità studentesca. Sono quasi 750 gli studenti e le studentesse del nostro Ateneo in mobilità in uscita, pari a circa il 4,5% della popolazione studentesca. La mobilità in ingresso conta circa 300 studenti e studentesse in forte crescita rispetto al recente passato. Tali dati fanno riferimento ad accordi Erasmus e doppi titoli e anche a periodi di studio e ricerca all'estero di più breve durata. Ritengo che in questo periodo storico tali esperienze mantengano viva una modalità positiva di relazione tra le persone e le nazioni, in grado di smontare chiusure e pregiudizi. È indubbio che il progetto Erasmus abbia contribuito in modo fondamentale alla crescita del senso di appartenenza alla comunità europea di più generazioni di persone. Infine vanno rafforzate ed estese le collaborazioni didattiche e di ricerca con atenei stranieri. È partita ACROSS, l'Alleanza Universitaria Europea tra università insediate in zone di confine, la prima a cui partecipa l'Ateneo. Obiettivo del progetto quadriennale è condividere conoscenze e iniziative di innovazione. ACROSS affronta le sfide economiche, sociali e ambientali che caratterizzano i territori di confine degli Atenei partner e opera in ambiti quali la ricerca collaborativa, i progetti educativi innovativi, la mobilità, gli scambi, i poli tecnologici e di innovazione, l'inclusione sociale e la diversità. Una decina di giorni fa abbiamo ricevuto la visita di una delegazione dell'Università di Klagenfurt, della vicina Università di Klagenfurt, guidata dalla rettrice professoressa Ada Pellert, con cui abbiamo diverse collaborazioni in corso, inclusi 6 programmi di studio congiunti distribuiti tra l'area umanistica e quella scientifica. Abbiamo convenuto sull'opportunità di stipulare un accordo strategico che rafforzi i legami esistenti e promuova ulteriori forme di networking con altri soggetti del territorio dell'Alpe Adria. Per quanto riguarda l'Estremo Oriente, lo scorso novembre ho partecipato al forum dei rettori italiani e cinesi a Pechino. Pur con le dovute attenzioni, non è infatti possibile ignorare il contesto geopolitico, sociale ed economico, credo vi sia spazio per collaborazioni sul piano della formazione e della ricerca che possono anche contribuire a quella che viene chiamata la diplomazia della cultura e della scienza. Sono in via di definizione accordi di doppio titolo con la Hebei University nell'area della viticoltura ed enologia e con la Westlake University di Hangzhou nell'area della matematica e sono in corso contatti con altri atenei cinesi. È inoltre alla firma un doppio titolo con il giapponese Kyoto Institute of Technology nell'area della metallurgia e vi sono accordi di mobilità attivi con atenei di Corea, Thailandia, Malesia e Taiwan. Rapporti col territorio e valorizzazione delle conoscenze, un capitolo per noi molto importante. In base alla legge che l'ha istituita, l'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile e sociale e alla rinascita economica del Friuli. Per realizzare tale missione genetica, direi, l'Ateneo deve sviluppare quel sistema di valori che ne rappresentano la scaturigine, proiettandolo verso il futuro. Ciò significa agire in una duplice prospettiva, quella interna,
fornendo supporto all'espressione delle vocazioni territoriali attraverso una interazione costante con le istituzioni, le categorie economiche, le formazioni sociali, quella esterna contribuendo a promuovere il contesto territoriale su scala nazionale e internazionale. Negli anni scorsi l'Ateneo ha creato il progetto Cantiere Friuli, che ha prodotto risultati significativi attraverso il lavoro delle diverse officine. Si tratta ora di consolidare e sistematizzare le sinergie che si sono create attraverso nuovi percorsi di progettazione condivisi e mirati. Tali percorsi ci accompagneranno verso un appuntamento per noi molto importante e significativo nel 2028, la celebrazione dei 50 anni dell'Ateneo. In questi 50 anni l'Ateneo è stato uno dei principali attrattori di talenti del territorio, forse il principale, e ha altresì evitato che molte persone nate qui si trasferissero a lavorare altrove, in Italia o all'estero. Inoltre la presenza della Università di Udine ha portato a quella che mi piace definire una città universitaria diffusa. Udine con Pordenone, Gorizia e Gemona, che per molti aspetti è già una realtà tangibile con una ricca offerta formativa, culturale, sociale ed economica. Una città universitaria che si articola nelle diverse sedi e le diverse sedi hanno una caratterizzazione sempre più accentuata. Pordenone, che sarà la capitale italiana della cultura nel 27, presenta una combinazione originale di industria e cultura. Gorizia, capitale europea della cultura nel 25 con Nova Gorizia, è una città di frontiera, dove temi quali le relazioni pubbliche, gli studi europei, i rapporti internazionali e la geopolitica trovano la loro naturale collocazione. Gemona, nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario del terremoto, è la città dello sport ma anche della resilienza. Proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'area friulana, la sfida per i prossimi anni è quella di rafforzare questo modello di università diffusa, avvalendosi anche delle nuove tecnologie, campo nel quale l'Ateneo vanta una leadership significativa nel panorama nazionale. È chiaro però che per realizzare l'obiettivo di una città universitaria diffusa a misura di studente e di studentessa è fondamentale la sinergia con gli attori istituzionali per orientare le politiche pubbliche in modo da favorire tale processo. Si pensi ad esempio alla necessità di dotare il Friuli di una rete infrastrutturale, in particolare di trasporto pubblico, che lo colleghi di più e meglio al proprio interno con il resto d'Italia e con l'Europa, e al problema della residenzialità studentesca. In tale quadro sono preziosi i consolidati rapporti con Fondazione Friuli e Fondazione Carigo, che sostengono molteplici iniziative di didattica, ricerca e internazionalizzazione dell'Ateneo, e CISM e l'opera della Fondazione Attilio Masri. Quanto alla promozione della realtà locale all'esterno, il Festival Collegamenti si è radicato ed è pronto a fare un ulteriore salto di qualità. È confermata la direzione scientifica di Barbara Gallavotti, così come lo spazio dedicato agli studenti delle scuole medie superiori e ai più piccoli. Pur nella consapevolezza dei limiti di budget rispetto ad altre iniziative di natura analoga, stiamo ragionando su una proiezione nazionale del festival. Nello spirito e nella lettera del festival, inoltre, collegamenti, stiamo anche immaginando di estenderlo ad altre città della regione, ad esempio a Pordenone nell'anno in cui sarà la città italiana della cultura. Infine, la valorizzazione delle conoscenze e i rapporti con il territorio sono anche gli obiettivi della casa editrice dell'Ateneo Forum. È stato appena rinnovato il consiglio scientifico che dovrà ripensarne i contenuti, dando voce alle diverse aree disciplinari, umanistiche e scientifiche, e gli ambiti di azione, divulgazione ma anche didattica e ricerca. Prima di chiudere voglio soffermarmi su 3 argomenti per me strategici per i quali ho voluto introdurre una specifica delega: intelligenza artificiale, umanizzazione delle cure, educazione alla pace e alla non violenza. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il primo immediato obiettivo è la definizione di linee guida in consonanza con quanto si sta facendo negli altri atenei italiani. Non è però l'unico e nemmeno il principale obiettivo. Il nostro ateneo ha da sempre un ruolo di primo piano nella ricerca in intelligenza artificiale. Inoltre l'offerta didattica dell'ateneo su temi di intelligenza artificiale è ampia e variegata: lauree triennali e magistrali, dottorati, master, corsi trasversali di UniUd Excel. E mi piace sottolineare la duplice declinazione scientifica e umanistica dell'offerta. L'approccio all'intelligenza artificiale infatti non può essere solo tecnico, esso richiede competenze multidisciplinari che spaziano dall'informatica al diritto, dall'economia all'ingegneria, dalla filosofia alla medicina. E l'intelligenza artificiale sarà anche uno strumento fondamentale per il miglioramento dei processi gestionali e amministrativi, che rientra nel più generale capitolo della semplificazione. Approfitto di questa occasione per ringraziare per la sua presenza anche il neoeletto presidente della storica Associazione Italiana
per l'intelligenza artificiale il dottor Andrea Rolandini, ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR. Lo conosco e collaboriamo da tempo e sono sicuro che avremo modo di realizzare iniziative congiunte di respiro nazionale su argomenti di comune interesse. L'umanizzazione delle cure è un tema di natura multidisciplinare e interdisciplinare che ho ritenuto così importante da meritare una delega di settore. Prima di parlarne però voglio manifestare l'orgoglio per la qualità dei nostri medici e ricercatori che ha portato i nostri colleghi a ricoprire cariche importanti a livello nazionale. In questi mesi siamo stati impegnati su più fronti, inclusi il piano attuativo lato aziendale, e ci aspetta la revisione del protocollo d'intesa. Senza dimenticare il semestre filtro. La gestione di tale semestre è stata ed è molto complessa. Voglio qui ringraziare i colleghi e il personale tecnico-amministrativo coinvolti per la disponibilità e la serietà con cui hanno svolto i loro compiti. Credo risaltino una volta di più il senso delle istituzioni e l'attaccamento all'Ateneo che ci contraddistinguono. L'umanizzazione delle cure vuole rimettere al centro l'essere umano e la sua irriducibile dignità, tanto nelle relazioni quanto nei sistemi organizzativi. Il prendersi cura, nella sua accezione più ampia e autentica, non si limita all'atto assistenziale, ma favorisce l'incontro tra diversi attori del sistema, promuove la condivisione di saperi e risorse e crea le condizioni per l'emersione di nuovi progetti, idee e visioni. La sottoscrizione della Carta di Udine è stato l'atto formale di inizio più di un anno fa. Da allora il processo ha fatto significativi passi avanti. Voglio menzionare ad esempio l'imminente chiusura di un accordo di ricerca e collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. E inoltre voglio sottolineare come l'umanizzazione delle cure ricomprenda anche altri temi estremamente importanti su quali l'Ateneo ha da tempo puntato la sua attenzione, quali l'invecchiamento attivo e il benessere di studentesse e studenti. Di educazione alla pace parlerà il professor Andrea Riccardi, che ringrazio ancora una volta per aver accettato il mio invito. Nel nuovo statuto appena entrato in vigore è stato inserito un riferimento esplicito alla pace. Richiamando il dettato costituzionale è scritto: l'Università di Udine si ispira ai valori universali della cultura della pace, della libertà, del pluralismo e della giustizia. Non sono un ingenuo e non ignoro la complessità dello scenario geopolitico inimmaginabile fino a pochissimi anni fa. Credo però che compito dell'università in tempi come questi sia quello di creare, promuovere e coltivare con tenacia spazi e luoghi di riflessione, incontro e dialogo che mostrino come un altro mondo sia possibile. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri studenti, alle nostre studentesse, ai nostri figli e ai nostri nipoti, increduli e smarriti come e più di noi. Siamo alle conclusioni. Voglio ricordare le persone che ci hanno lasciato durante lo scorso anno accademico: Salvatore De Vita, Alessandro Niculesco, Nereo Perini, Giancarlo Ricci, Lorenzo Santi, Raffaella Tabacco, Pier Cesare Ioli Zorattini e lo studente Matteo Tommasi. Sono stato prorettore vicario quando è esplosa la pandemia e ho compreso una volta di più che non possiamo sapere in anticipo quello che accadrà. Machiavelli scrive: «Iudico potere essere vero che la fortuna si arbitra della metà delle azioni nostre». Posso però assicurare il mio entusiasmo e la mia determinazione e la cura del bene prezioso dell'autonomia. Dialogo con tutti, ma gelosi della nostra indipendenza, eredità secolare dell'istituzione universitaria. Aggiungo che non mi sento un uomo solo al comando, ma l'espressione di una comunità di persone, ciascuna col suo ruolo, le sue competenze e la sua personalità. Come disse Pelé, spero che dica qualcosa a tutti: nessuno può vincere una partita da solo, solo insieme possiamo perseguire e realizzare obiettivi ambiziosi come quelli presentati. Chiudo ribaltando la celebre frase di Ennio Flaiano: coraggio, il meglio è passato. Coraggio, il meglio deve ancora arrivare, e non parlo dei prossimi 6 anni, ma dei prossimi 50 anni del nostro Ateneo. Grazie ancora per la vostra attenzione.
Grazie, la cerimonia prosegue con gli interventi dei rappresentanti della comunità accademica. Chiamo la rappresentante degli studenti, Elisabeth Moretti, Presidente del Consiglio degli Studenti. Magnifico Rettore, Direttore Generale, autorità tutte, personale docente, personale tecnico-amministrativo, cara comunità studentesca, a tutti voi un caro saluto. È con grande gioia che oggi ci ritroviamo per inaugurare il 48esimo anno accademico della nostra università. Sebbene le attività didattiche e scientifiche siano già iniziate, questo momento rappresenta un passaggio simbolico nella nostra vita di comunità universitaria. Non vi nego che poter parlare a un tale pubblico è per me una grande emozione e sono onorata di avere la possibilità di rappresentare le oltre 15.000 persone che compongono il corpo studentesco del nostro Ateneo. In questa occasione desidero introdurre una riflessione che nasce dal ricordo di un evento storico fondamentale per il nostro territorio. Quest'anno la nostra comunità si prepara a celebrare i 50 anni dal terremoto, che la sera di quel 6 maggio 1976 devastò il Friuli. Di questa tragica esperienza però non commemoriamo solamente il lutto, la sofferenza e l'incertezza di chi ne è stato testimone, ma rievochiamo l'impegno, la solidarietà e la profonda identità friulana che hanno contribuito al processo di ricostruzione e alla nascita della nostra università. Il ricordo di quella precarietà induce oggi una meditazione sul tempo presente e sulle sue complessità. Questo nuovo anno si apre in un contesto globale articolato, caratterizzato da profonde incertezze, tensioni economiche e stringenti sfide ambientali. A ciò si aggiungono le rapide metamorfosi tecnologiche e sociali che stanno ridefinendo molteplici aspetti dell'esistenza, dalla sfera professionale a quella più strettamente personale. È questo lo scenario in cui molti giovani sperimentano un presente incerto, dove le prospettive sfumano lasciando spazio a un diffuso senso di impotenza. Come gruppo studentesco, attento al mondo e alle dinamiche che ci circondano, diventa imperativo interrogarsi e riflettere sul futuro che ci attende. È in quest'ottica di introspezione e di attenzione alle necessità della popolazione studentesca che non possiamo trascurare una questione che ha condizionato il percorso di numerosi aspiranti medici nel nostro Paese, il cosiddetto semestre filtro. Ancora una volta vogliamo esprimere il nostro dissenso nei confronti di una riforma che sin dall'inizio è stata contestata e che fino alla fine si è rivelata essere fallimentare. Nonostante l'obiettivo di rendere le modalità di accesso più eque, il tentativo di abolizione del numero chiuso ha comportato un aumento delle iscrizioni presso le università private. Ciò si è tradotto in un aumento delle disuguaglianze, della precarietà e del disagio, a scapito non solo di chi studia, ma anche degli atenei che si sono trovati a dover gestire una dir poco complessa organizzazione. Ciò che più rincresce è la chiusura e lo scherno dimostrati dal Ministero, che contrariamente a ciò che l'università dovrebbe rappresentare, non ha dimostrato un reale ascolto delle parti interessate. Vogliamo comunque esprimere il nostro apprezzamento nei confronti dell'Università degli Studi di Udine, riconoscendo l'impegno del personale docente e tecnico-amministrativo, che hanno dimostrato disponibilità e attenzione nei confronti della collettività universitaria coinvolta nel semestre filtro. A loro un sentito ringraziamento. In questo contesto, l'università, intesa come luogo di sapere, di incontro e di scambio, è chiamata ad assumere un ruolo di guida nella formazione di giovani cittadini consapevoli, capaci di esprimersi e confrontarsi su temi che incidono significativamente sulla nostra società. È un'istituzione che, pur mantenendo la propria indipendenza, ha la responsabilità di analizzare le complessità della realtà odierna e mettere in atto strategie in grado di dare impulso a un cambiamento positivo, chiaramente a beneficio del nostro contesto territoriale. La nostra organizzazione ha il dovere di tutelare il pensiero libero e lo spirito critico, supportando il rispetto, la curiosità e l'inclusività, ma soprattutto il dialogo. In tal senso è compito di tutti noi promuovere un senso di identità che elimini le distanze e rafforzi le connessioni tra tutte le sedi e gli organi appartenenti alla nostra comunità. Lo scorso anno accademico per l'Università di Udine è stato un anno di cambiamenti che hanno trovato manifestazione nell'elezione del nuovo rettore e delle nuove rappresentanze studentesche. Sia per chi vive il cambiamento che per chi lo attua, iniziare qualcosa di nuovo a volte può spaventare. Non dobbiamo però dimenticarci che con ogni inizio nascono anche nuove opportunità. Sta a noi cogliere le possibilità che si presentano sul nostro cammino.
In questo l'università ci insegna ad essere coraggiosi, educa e sostiene ogni individuo affinché tutti possano esprimere il proprio potenziale. Spero che nel corso di quest'anno accademico tutti i membri del corpo studentesco e i presenti possano raggiungere i propri obiettivi e affrontare con sicurezza le sfide del domani, attraverso il supporto in un'università solida, indipendente e propositiva, permeata da un forte spirito di collaborazione, ma soprattutto dal senso di identità e di resilienza che contraddistinguono la nostra regione. Con questo auspicio auguro a tutti noi un buon inizio anno accademico. Grazie. Grazie, ora la parola al rappresentante del personale tecnico amministrativo Loris Menegon, componente del Senato accademico. Salve, magnifico rettore, prorettore, egregio direttore generale, autorità, professoresse e professori, studentesse e studenti, colleghe e colleghi e ospiti tutti. Sono oggi qui a portare il saluto del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario ed esperto linguistico. Prima di tutto vorrei dare il benvenuto al nuovo direttore generale, Gabriele Rizzetto, e ricordare il precedente direttore generale, dottor Massimo Di Silverio, che tanto ha fatto per questo Ateneo e in particolare per noi personale. Nell'accingermi a stendere questo intervento mi sono affiorati due ricordi. Il primo ricordo riguarda l'inaugurazione dell'anno accademico 2013-14. È passato un sacco di tempo. La prolusione fu fatta dal professor Angelo Vianello, ordinario di biochimica vegetale, con un intervento dal titolo L'evoluzione della vita sulla Terra, una storia di competizione e cooperazione, e spiegò come l'evoluzione sia frutto non tanto della competizione quanto della collaborazione a livello animale, a livello umano, perfino molecolare, e che la competizione sia stata fatta degenerare dall'uomo, trasformandola in uno strumento per la conquista di un potere spesso fine a se stesso. Mentre moltissimi studiosi, uno dei primi, se non il primo, fu Peter Alekseyevich Kropotkin, hanno rivalutato l'importanza della cooperazione. Bellissima la parola cooperazione, con tutti i valori a essa sottesi, onestà, empatia, trasparenza, responsabilità. E io mi chiedo, qui all'università c'è collaborazione o ce n'è abbastanza? Riusciamo qui a collaborare fra di noi verso un obiettivo comune? Perché si fa presto a deragliare dalla collaborazione alla competizione. Collaborare è un progetto di vita che va coltivato quotidianamente, mettendo al centro della nostra attenzione il gruppo, la comunità, il noi. Visivamente, collaborare mi ricorda il quarto stato di Pellizza da Volpedo, uomini, donne e bambini che camminano assieme verso di noi, una fiumana unita che avanza sicura verso un futuro più sereno. Non collaborare mi ricorda una fotografia famosa di Gianni Berengo Gardin, scattata a Bari nel 1989, dove vediamo gli operai di un grande cantiere di Renzo Piano allontanarsi, ognuno per conto suo, isolati e perdenti. E qui mi appare un secondo ricordo. Da studente lessi un libro di Edward Muir, storico, professore presso la Northwestern University, dal titolo Mad Blasteering, Vendetta and Faction in Friuli durante the Renaissance, un verso tratto dal Macbeth di Shakespeare. Leggendo si capiva come nella terraferma della Serenissima di Venezia, nella parte veneta, c'era Verona il veronese, Padova il padovano, Treviso il trevigiano. Invero qui in Friuli non c'era una cittadina e il suo contado, ma tanti paesi, tanti castelli in competizione fra di loro. Sono passati 500 anni e possiamo decidere di collaborare maggiormente tra di noi, anziché competere e pensare solo al nostro piccolo orticello. Collaborare tra strutture, tra dipartimenti, tra singoli. Dopotutto l'Università di Udine è una, un solo codice fiscale, una sola partita IVA, un solo rettore, un solo direttore generale, un unico datore di lavoro. Ma anche possiamo decidere di collaborare di più tra i vari soggetti universitari, personale docente, personale tecnico-amministrativo e corpo studentesco, soggetti che il nostro statuto afferma partecipare alla vita universitaria con pari dignità.
Da parte nostra, in molti di noi, personale tecnico amministrativo, bibliotecario ed esperto linguistico, ce la mettiamo alla buona volontà a collaborare tra di noi, ma anche a collaborare con i docenti e con gli studenti. Anche se lo stipendio è basso, anche se i benefit sono pochi, anche se i buoni pasto sono irrisori, anche se nella composizione del Senato accademico abbiamo pochi componenti. Anche se numericamente noi personale siamo in pochi, a Udine abbiamo un rapporto amministrativi docenti tra i più bassi del Triveneto. E su questo dovremmo aprire un confronto serio, pensando anche all'età anagrafica del personale tecnico amministrativo. Siamo un po' tutti vecchi. Potremmo pensare in maniera lungimirante a un percorso di nuove assunzioni, rendendo appetibile lavorare all'Università di Udine anche come amministrative. Collaborare e non competere è una scelta. Non dico di essere come una macchina ben oliata, che brutta immagine, ferraglie, rumori. Mi piacerebbe pensare all'università come a un ecosistema, a un bosco dove tutti vivono la loro parte in armonia, perché così la natura, una grande condivisione naturale. Collaborare e non competere è una scelta. In tutte le filosofie, in tutti i sistemi religiosi, in tutti i sistemi di pensiero, ci sono parti volte al bene e parti volte al male. In ognuno di noi c'è un lupo bianco che sprigiona amore, empatia, solidarietà, collaborazione, e un lupo nero che trasuda egoismo, bugia, apatia. E quale lupo prenderà il sopravvento? Quello a cui noi diamo da mangiare. Auguro a tutti un buon avvio da un accademico e che sia l'inizio del tempo della venuta del lupo bianco. Grazie. Ora è il momento dell'intermezzo musicale eseguito dall'Orchestra dell'Università.
Grazie. Ora la cerimonia prosegue con il delegato dell'Ateneo per l'Educazione alla Pace e alla Non Violenza, Tommaso Piffer, che introdurrà la Lectio Magistralis del professor Andrea Riccardi. Magnifico Rettore, autorità presenti, gentili docenti e membri del personale tecnico amministrativo, cari studenti e care studentesse. Mi permetto di introdurre il professor Andrea Riccardi riprendendo le parole pronunciate dal cardinale di Gerusalemme, Pierluigi Pizzaballa, nel luglio del 2025, nel momento più duro del conflitto a Gaza. Quando questa guerra sarà finita, avremo davanti a noi un lungo viaggio per iniziare il processo di guarigione e riconciliazione tra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Una riconciliazione autentica, dolorosa e coraggiosa. Non dimenticare ma perdonare. Non cancellare le ferite ma trasformarle in saggezza. Solo un percorso di questo tipo, concludeva il cardinale, può rendere possibile la pace, non solo politicamente ma anche umanamente. Questa ricostruzione del tessuto sociale lacerato dai conflitti, richiamata dal cardinale Pizzaballa e senza il quale qualsiasi sforzo diplomatico è ultimamente destinato a fallire, è stata la cifra di tutta la lunga attività scientifica, sociale e politica del professor Andrea Riccardi. L'attenzione al fenomeno religioso come possibile punto di incontro tra uomini e donne di storie e civiltà diverse è innanzitutto il cuore della sua produzione scientifica, che ha svolto come docente universitario di storia contemporanea, occupandosi in particolare di storia della Chiesa Cattolica in età moderna e contemporanea. Questa stessa intuizione ha poi reso il professor Riccardi un instancabile promotore del dialogo attraverso la comunità di Sant'Egidio, da lui fondata, che dal 1968 continua a generare processi di pace, combattendo la povertà e svolgendo una costante opera di mediazione nei più complessi scenari di crisi internazionale. La creazione di luoghi e occasioni di incontro è stata infine al centro del suo impegno nelle istituzioni, che lo ha visto dal 2011 al 2013 Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Dal 2015 è inoltre Presidente della Società Dante Alighieri, un ruolo che gli consente di svolgere un'incessante opera per la promozione della cultura italiana, quale strumento di connessione e comprensione in ambito internazionale. Ci sono molti modi con cui un'istituzione come l'università può adempiere al suo compito di educare alla pace. Uno di questi modi è certamente quello di favorire l'incontro con testimoni di pace, ossia con uomini e donne che, come il professor Riccardi, operano per costruire una pace che non sia la semplice assenza di conflitti. Ringrazio quindi a nome di tutta la comunità accademica il professor Andrea Riccardi per aver accettato il nostro invito e gli cedo la parola per la sua Lectio Magistralis sul tema La pace possibile. Grazie professor Piffer. Magnifico Rettore, cari colleghi, autorità civili, militari, religiose, studenti, studentesse, corpo amministrativo e amministrativo tecnico, voi tutti qui. Io sono onorato di questo invito che il Rettore gentilmente mi ha rivolto. Invito a parlare di un tema che mi sta a cuore e che preoccupa noi tutti. La pace è possibile. A guardare il panorama internazionale sembra di no. Ci sono guerre combattute, guerre cui ci si prepara e la pace, come ideale, è scomparsa come obiettivo, è scomparsa dall'orizzonte, archiviata nel recesso delle utopie. Eppure durante la guerra fredda risuonava ancora potente quella voce che veniva dai campi di battaglia, scolpita nello Statuto delle Nazioni Unite: la guerra è un flagello. Risentiamole quelle parole solenni.
noi, popolo delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per 2 volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità. Ma dove oggi i popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare dal flagello della guerra, dove chi ha il coraggio di dichiarare che la guerra è un flagello? Dirlo sembra codardia o irresponsabilità nel non prepararsi a uno scontro dato quasi per inevitabile. Dove le Nazioni Unite? La domanda mi inquieta in un mondo preso da un gioco di azioni e reazioni che disprezza, che calpesta il diritto internazionale, stretto tra alleanze volubili e posizionamenti incongruenti. Non che la guerra fredda fosse un paradiso di pace, c'erano conflitti locali, conflitti per procura, pensate alla guerra di Corea, pensate a quando nel 62 con la crisi di Cuba andammo vicinissimi allo scontro atomico, ma lì 2 uomini così diversi, Kennedy e Khrushchev, 2 mondi diversi, ma avevano vissuto tutti e 2 la guerra e sapevano cosa fosse la guerra. Si parlarono e negoziarono un compromesso. Era viva una generazione che sapeva cosa fosse la guerra. I nostri vecchi, qualunque fosse la loro posizione, odiavano la guerra. E parlo in una regione che conserva le tracce della Prima Guerra Mondiale e della dura occupazione tedesca. È cresciuta oggi una generazione che sa poco cosa sia la guerra. Ogni generazione ha vissuto storie di pace, aspirazione alla fine dei conflitti, percorsi perseguiti pazientemente per arrivare alla pace. Perché, cari amici, concludere una guerra è spesso un'opera diplomatica lenta, ma inattuale in un mondo dove tutto si accende e si spegne nell'attimo presente. Il processo diplomatico non è un annunzio sul momento, ma è una storia di mesi, di anni, che cambia la mentalità dei combattenti, che concilia interessi e visioni, che trova un punto di coincidenza. Diceva Jean Monnet, questo grande costruttore dell'Europa, meglio litigare intorno a un tavolo che su un campo di battaglia, perché litigare è riconoscere che l'altro non è da eliminare, litigare e negoziare. Durante la guerra fredda si è tentato di superare il conflitto sviluppando quello che la Pira, sindaco di Firenze, chiamava le tensioni unitive. Tensioni unitive sono la ricerca della pace, la cooperazione di cui ci ha parlato così bene il rappresentante del personale tecnico amministrativo, la cooperazione internazionale, culturale, il ruolo dell'UNESCO, il dialogo tra le religioni, l'ecumenismo, la cooperazione allo sviluppo, i negoziati per il disarmo, la riduzione degli arsenali atomici, la formazione di comunità di stati, prima l'Europa, la diplomazia culturale. Questi sono stati fari per la politica. Ma le tensioni unitive oggi sono state messe non totalmente, ma in buona parte in un angolo. Fatto emblematico è la chiusura di l'USAID, agenzia fondata da Kennedy nel 61, che aveva anche la funzione di alimentare l'influenza americana, ma svolgeva un grande ruolo umanitario, il più grande in questo campo, come nella lotta all'AIDS, su impulso del presidente Bush,
Che fine faranno oggi in Africa i malati di AIDS bisognosi di cura costante con la fine dei finanziamenti americani? E l'Ucraina in guerra era il più grosso beneficiario dell'USAID, che aiutava un popolo stremato e anche affamato. Non credetemi pessimista, la pace non la vedo tanto possibile, ma sento l'aspirazione profonda della gente resistente, non tutti, ma resistente alle prepotenti propagande di guerra. Dobbiamo essere tutti consapevoli che alle nostre spalle, silenziosa ma preoccupata o ferita, c'è una marea di gente che vuole la pace. Chi conosce i profughi sa come la pace sia la loro aspirazione. Frequentando gli ucraini ho colto un forte patriottismo di fronte all'aggressione russa, ma ho letto in loro anche un'incredibile sete di pace. Ho avuto nella mia vita la fortuna di vivere la gioia di un popolo che ha trovato la pace nel 1992 in Mozambico, quando, dopo 10 anni di guerra e 1 milione di morti mozambicani, si firmò l'accordo tra governo e guerriglia a Roma a Sant'Egidio, dove fummo mediatori, oltre ai rappresentanti del governo italiano, Matteo Zuppi e io stesso. Con la pace, con l'annuncio della pace, scoppiò in Mozambico una gioia indicibile. Allora in quel paese mancava tutto e c'erano solo in abbondanza povertà e fame, ma per i mozambicani la pace era già tutto, come l'aria, la possibilità di vivere. Una gioia mai vista, e si capisce allora il valore profondo, vorrei dire trascendente, che le grandi tradizioni religiose attribuiscono alla pace. Tanti ricordi, quando la pace, storici, familiari, quando la pace giunse con la liberazione del 44 a Roma, liberazione dalla paura. Racconta Bruno Di Porto, ebreo, nascostosi alla caccia nazifascista e finalmente libero, camminavamo per le strade di una Roma entusiasta, seguendo un gaudioso torrente umano e giungemmo a Piazza Venezia. Eravamo tutti pervasi di gioia. Per decenni la società italiana ha vissuto in pace e l'ha data per scontata. Mio nonno è stato fatto prigioniero a Caporetto. Mio padre è stato fatto prigioniero in Albania. Io non ho mai conosciuto la guerra finché non sono andato, direi, a vederla in Libano e avevo 32 anni. La generazione della Seconda Guerra Mondiale, però, ci ricordava l'orrore della guerra. Ci inquietavano le parole dei testimoni della Shoah, il grande male avvenuto non solo per il nazionalismo razzista e antisemita, ma anche perché facilitato da una guerra. Sono stato amico di vari testimoni della Shoah, specie Edith Bruck, che mi ha trasmesso tanta umanità difficile da imparare altrove, ma ormai questi testimoni sono quasi scomparsi. E la generazione successiva, in un altro modo, narrando e rinarrando, deve prendere il loro posto, far eco a un coro di voci del Novecento che ci parla in tutti i modi dell'orrore della guerra. Scriveva un fante meridionale della Prima Guerra Mondiale, scriveva la moglie, si chiama guerra perché si finisce sottoterra. Era la sapienza della povera gente che si legge
nelle lettere scritte dal fronte. Una funzione decisiva l'ha avuta la storia, ma oggi purtroppo siamo in una stagione in cui la storia ha perso una parte del suo ruolo, come tutto cominciasse e finisse con me. Questa è una delle povertà del sapere odierno, la perdita della dimensione storica. La conoscenza storica evita le manipolazioni, provvedendo a che non ci si presenti svuotati, senza radici, all'appuntamento della vita. Papa Francesco ne parlava dicendo: hanno bisogno, diceva polemicamente, di giovani che disprezzino la storia, la ricchezza che è stata tramandata dalle generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti per manipolarli. La storia ha perso forza con il divorzio tra cultura e politica, per un'ibridazione prima tra politica e televisione e poi con i social. Il divorzio tra cultura e politica è alla base di una politica personalistica, populistica, che sguazza nell'incoerenza. Il nostro è un Occidente senza pensiero, come scrive Aldo Schiavone, che denuncia la scomparsa dalla scena d'Europa del grande pensiero sull'umano. Questo oggi, come già è stato detto a partire dal magnifico rettore, ma anche dagli altri intervenuti, questo interroga l'università, perché un discorso sulla pace matura sì in un sorgivo e popolare rifiuto della guerra, ma anche in un forte umanesimo, nel culto del diritto, in un pensiero scientifico che si misura sulla realtà bellica. L'università deve lasciarsi interrogare dalla guerra, e ho molto apprezzato anche su questo aspetto la relazione del rettore. Essere luogo dove cresce un umanesimo che fa i conti con la pace. In questo senso, libertà, ricerca, dibattito, pensiero, trasmissione del sapere, formazione di coscienza critica nei loro esiti pluralistici creano le basi di una cultura della pace. La guerra favorisce l'ignoranza. In 20 anni l'ONU ha verificato 14.000 attacchi alle scuole nelle zone belliche. Ma proviamo in un momento solo, non si preoccupi, rettore, in un momento solo a dire cos'è la guerra. Prevale un'immagine tecnologica, un game, lontana dalla guerra sporca delle trincee che questa regione ha conosciuto o del Vietnam. Il principe Harry, nelle sue vendutissime memorie, e vi assicuro che non sono geloso delle sue vendite, nelle sue vendutissime memorie ricorda di aver ucciso come pedine 25 persone dall'alto dell'elicottero Apache in Afghanistan. Non erano uomini, erano pedine. La guerra pulita vuole ridimensionare l'orrore. Anzi, si è riabilitata la guerra come compagna naturale dell'avventura umana. Gianluca Sadun Bordoni parla della guerra come costante storica e antropologica e conclude: la guerra è antica come l'umanità. Nulla autorizza a ritenere che il tempo del suo superamento sia prossimo. Questo vuol dire, cari amici, che siamo nell'età della forza, che confina la pace nell'armadio delle utopie. Ma chi fa la guerra? La platea dei combattenti, oltre le forze armate statali, si è tanto allargata. Eserciti del crimine. Dobbiamo aver presente
che alcune mafie sono più potenti di tanti stati, mercenari delle diffuse compagnie militari private, guerriglie jihadiste o etniche, e si è allargata la platea delle armi. Non ne sono un esperto, ma di questa platea i droni ad uso militare sono un'espressione temibile e a basso costo. L'età della forza è l'età delle armi. L'invasione dell'Ucraina, la cosiddetta operazione speciale di Putin, è l'esempio dell'età della forza. In una recente intervista il presidente Trump alla domanda sui limiti della sua azione ha risposto: i limiti, la mia morale personale, la mia mente, ecco l'unica cosa che può fermarmi. Non ho bisogno del diritto internazionale, io non cerco di fare male alle persone. Ma con la potenza delle armi in corso, con la crisi della diplomazia e del dialogo, le guerre tendono a eternizzarsi, non finiscono mai. Guardate l'Ucraina, dura più della Prima Guerra Mondiale in Italia o della Seconda Guerra Mondiale per l'Unione Sovietica, il Sudan, il Myanmar, 25 gruppi di guerriglia. E il prezzo? E il prezzo di sangue della guerra, secondo l'Alto Commissariato per i rifugiati, a fine aprile del 25 c'erano 122 milioni di persone in fuga, nel 24 erano 120 milioni per l'intero anno. Nello stesso anno 200.000 morti per cause belliche, nel 20 erano stati 100.000, nel 25 240.000. E poi la guerra non è stimata nella sua imprevedibilità. Chi ne studia le dinamiche sa che come il fuoco fugge dalle mani di chi l'inizia. Scegliere l'uso della forza è congeniale a gente prepotente, dimentica di storia, senza visione del futuro, quella visione che propizia compromessi e generosità. Noi siamo prigionieri di uno sconfinato presentismo, credendo di dominare il presente con la forza, ma la guerra ci blocca sul presente e ipoteca il futuro. Lucio Caracciolo chiama questo mondo globale Caoslandia. Lui ha il genio di queste formule. Sono prosperati i conflitti classici, quelli legati alla criminalità, conflitti culturali, di religione, nella comunicazione, nel parlarsi tra stati, e questo lo vorrei sottolineare. Questo parlarsi ha infranto codici assodati. Insomma, la conflittualità prospera nel disordine e nella volatilità delle relazioni internazionali. La modalità conflittuale informa anche il nostro scenario quotidiano. Non si dibatte, ma ci si urla contro. Scrive il romanziere greco Petros Makarios: conflitto è il titolo del tempo che stiamo vivendo e che ci cambierà nel profondo. Risorgono conflittualità, rabbia, spesso di esclusi, giovani che non accettano l'impotenza e il non senso. Ma la violenza la vediamo impunemente scaricarsi su popolazioni intere, in Iran, su migliaia di giovani disarmati che non chiedono altro che libertà, a cui risponde un regime teocratico e cleptocratico con la violenza. L'età della forza è quella di popoli, non pochi, imprigionati in sistemi che possono tutto perché con le armi hanno potere sulla vita. Ma che cosa è successo? Speravamo con la caduta del muro che finisse il mondo della forza. Era una rivoluzione non violenta. Havel,
parlava del potere dei senza poteri, insisteva sul valore rivoluzionario dell'interiorità delle donne e degli uomini, diceva il futuro luminoso comincia dall'io. E in un certo senso, lasciatemelo dire, l'89 della democratizzazione dell'Est sembrava capovolgere il paradigma della rivoluzione francese del 1789, per cui ogni rivoluzione doveva avvenire con il sangue. Oggi invece vediamo che la rivoluzione non violenta viene spesso, quasi sempre, soffocata nel sangue. In realtà, la globalizzazione, affermatasi nel XXI secolo, è stata considerata in modo provvidenzialistico, apertura dei mercati, portatrice ovunque di democrazia e pace. La globalizzazione si è sviluppata in modo mercatista e unilaterale, senza un'architettura mondiale, umanistica, politica, senza valorizzare la comunità internazionale, puntando sui mercati. E l'interesse economico ha eroso o impedito la costruzione di un destino comune. Qui la rinascita dei nazionalismi, il perseguimento unilaterale dell'interesse nazionale o delle imprese tecno-multinazionali. Tutto questo coacervo ha finito per esaltare una politica di forza, la forza come politica. Mi avvio a concludere. Quest'età della forza ci intimidisce e ci spinge alla reazione. Che possiamo fare noi piccole comunità, università? Bisogna immaginare presto la pace, farla rientrare tra i fari che illuminano il buio del presente, ricongiungere politica e cultura della pace. Pace è fine della guerra, e presto, ma è anche un'architettura internazionale che ci liberi dall'età della forza, ricostruendo la centralità del dialogo. Pace è dialogo e stima del diritto. Il pacifismo ha il suo valore e fortunatamente ritorna a farsi sentire dopo aver taciuto per anni. Ma ci vuole una visione di pace, imparare a vivere insieme nel mondo globale, diverso dal passato. E questo mondo non può essere capito, governato, vissuto solo in dimensioni nazionali o economicistiche, perché non è più solo il mondo delle nazioni. Ci vuole una rivolta morale contro pensieri e politiche esclusivamente nazionalistiche o che puntano solo al mio interesse. Tanto conta la decisione personale di ciascuno. Tutto può partire da me. Diceva Martin Buber, cominciare da se stessi è il punto di Archimede a partire dal quale posso sollevare il mondo trasformando me stesso. Fermare la guerra vuol dire evitare la militarizzazione degli stati. Eisenhower, vincitore dei nazisti, un militare, ammoniva: dobbiamo guardarci dalla conquista di un'influenza senza limiti del complesso militare industriale che detterà la politica. Eisenhower era un combattente e spesso i veri combattenti sanno che le armi hanno un limite, che la forza ha un limite, altrimenti diventano uno strumento di dominio. Avessimo sentito ancora la voce di Rabin, combattente per Israele indipendente fin dall'adolescenza, non era un pacifista. Primo ministro di Israele con Simon Peres,
Arrivò all'accordo di Oslo negoziando con Arafat nel 93. Avessimo sentito la voce di Rabin in questi mesi, egli gridò prima di essere ucciso da un fanatico religioso: la via della pace è preferibile alla via della guerra. Ve lo dice chi è stato militare per 27 anni. Avessimo sentito quella voce dopo l'orribile pogrom di Hamas, avessimo sentito la voce di qualcuno che sa cos'è la guerra e che avrebbe condannato la distruzione sistematica del popolo gazawi. La realtà è che abbiamo di fronte un grande gioco confuso, intercambiabile nella politica internazionale e ci siamo ridotti a essere impotenti. Si scivola nell'essere rinunziatari, indifferenti, ignoranti, dicendo che non si capisce niente. L'ignoranza sulle guerre in corso è assenza di pietà per chi muore. La scena del conflitto prevede sempre tanti spettatori inebetiti indifferenti. Invece, cari amici, ed è il compito dell'università, vivere nel mondo globale esige un di più di informazione, un di più di cultura rispetto a ieri. È la base di tutto, non estraniarsi, perché oggi chi vuole la guerra vuole un popolo estraniato e confuso. Quindi, infine, bisogna forzare quest'età della forza verso l'età del dialogo, nella negoziazione, non nell'improvvisazione. Si risolvono i conflitti, si creano ponti, si prevengono le guerre. E dobbiamo affollare la scena internazionale. Tanti oggi possono fare la guerra, pensate al terrorismo, ma tanti possono fare la pace. Possono creare corridoi di incontro, di cultura di pace, di legami. Non astenersi mai perché si crede di non contare. Si deve, scriveva La Pira, avviare un moto negoziale nella storia in un contesto che esige a tutti i livelli l'abbattimento dei muri, la sostituzione dei muri con i ponti. Una grande visione che non realizzeremo in un giorno, ma che è la nostra luce in fondo al tunnel in cui ci siamo inoltrati. Vorrei concludere, magnifico Rettore, con quel grande poeta friulano che ho conosciuto e amato, che fu David Maria Turoldo, nato durante la Prima Guerra Mondiale e che aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Cedo la parola a lui. Voi che credete, voi che sperate, correte su tutte le strade e le piazze a svelare il grande segreto, andate a dire ai quattro venti che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia è uno sbocco, che l'amore alla fine vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. Questa è la nostra speranza. Ora la parola ritorna al Rettore Angelo Montanari. Adesso posso essere molto breve e rilassato. Allora, prima di
di fare il passaggio ufficiale tra un attimo. Volevo ringraziare il professor Riccardi. Parto dalla fine. Professor Riccardi, insomma, mi pare che il vostro applauso mi dispensi anche da aggiungere parole. Ci siamo parlati al telefono, ci siamo capiti, insomma, credo che siamo molto in consonanza. Volevo ringraziare anche il rappresentante degli studenti, le studentesse, il rappresentante del personale amministrativo per il loro intervento, il mio delegato Tommaso Piffer per la sua introduzione, tutti quanti. Veramente, insomma, io sono rimasto molto colpito in positivo. E volevo però, e questo fatemelo dire, volevo ringraziare in questa occasione, come in tante occasioni ormai, le persone che stanno dietro, perché voi non vedete quello che c'è dietro, le persone che ieri pomeriggio erano qua, a cominciare da aiutarmi a capire il friulano migliore da usare, ma questa è la parte più limitata. La cosa veramente bella dell'università, fatemela dire, perché è proprio così, cioè c'è una grandissima autonomia, non è che il rettore, cioè sanno di più loro di me di tantissime cose ed è bene così e alla fine le cose funzionano e sono sempre disponibili, in questa, ripeto, come in tutte le occasioni, per cui io ogni volta li ringrazierò per quello che fanno e per quello che hanno dato. Ringrazio tutti voi presenti, voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare i 4 rettori che mi hanno preceduto, che hanno voluto partecipare e insomma sono molto contento che siano qua con noi, testimoniano anche loro il legame con questo Ateneo. Voglio ringraziare le mie delegate, i miei delegati che mi stanno aiutando tantissimo, in generale insomma le tante persone con cui ho iniziato a lavorare, le direttrici e i direttori che siedono al mio fianco, ma insomma tante persone che vedo fra il pubblico e anche persone che non ci sono ma che hanno lavorato in questi mesi iniziali. Quindi insomma un grazie collettivo, un appuntamento l'anno prossimo, magari l'anno prossimo avremo anche dei bilanci da fare, ma insomma sarà un anno diverso. E a questo punto vi chiederei di alzarvi in piedi e di indossare ai colleghi il tocco. Con gli ideali e i valori su cui poggia questa comunità, dichiaro aperto solennemente l'anno accademico 25-26 dell'Università degli Studi di Udine, il 48esimo della sua storia. Cerimonia si è a concludersi con l'inno Gaudeamus Igitur intonato dal coro Gilberto Pressacco, accompagnato dall'orchestra dell'Università di Udine.
definitivamente terminata. Vi ricordo che nell'atrio d'ingresso al piano terra è previsto un momento conviviale, mentre all'esterno ci sono i banchetti con il rendiconto sociale dell'Ateneo.